Buongiorno, che Buongiorno, fa? abbiamo appena iniziato la raccolta delle olive manuali. E quanto tempo ci vuole per un albero del genere? Dipende dalla percentuale delle olive che c'ha. E come sono le olive quest'anno? No, abbastanza bene come produzione. La nostra famiglia ha prodotto olio d'oliva da almeno 300 anni e infatti era rinomato che gli uliveti della nostra azienda agricola producessero un buonissimo olio. E sai, anche le piante, ci sono delle piante che hanno centinaia di anni ed è un po' come una vecchia pianta di rose, no? Che ha sempre un profumo molto più intenso di quelle moderne e nuove. E soltanto che l'olio siciliano era completamente sconosciuto alla fine degli anni '80 e veniva venduto all'ingrosso ai grossi produttori del nord Italia, gli industriali. Dopo tanti sforzi ho convinto mio padre a iniziare ad imbottigliare il nostro olio con il nostro marchio. Abbiamo inserito la bottiglia verde scuro che allora non esisteva sul mercato perché l'olio deve essere protetto dalla luce. È un prodotto molto delicato, quindi è sensibile alla luce e all'ossigeno e al calore. Nei nostri campi abbiamo 3 varietà di olive che sono tipiche di questa zona, ma soprattutto nel territorio di Menfi spesso le trovi miscelate, quindi abbiamo un po' di biancolilla, un po' di cerasuola e qualche pianta di nocellara e questo diciamo è il blend con una percentuale che non ti svelerò che fa il segreto del nostro olio.